Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Ha lasciato la Sicilia con un jet privato il comandante del Bayesian, il veliero colato a picco lunedì 19 agosto a Porticello. Sia lui che gli altri due indagati hanno nominato legali e periti che li rappresenteranno nelle autopsie fissate per sabato. Sequestrato l'impianto ISAB di Priolo, da dove qualche giorno fa è fuoriuscita una strana pioggia oleosa che si è riversata sul suolo di Città Giardino. Il provvedimento nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Siracusa. Le condizioni dell'arcivescovo Luigi Renna: rimane ricoverato e continua la riabilitazione. Il rientro a Catania forse a metà settembre, lo dice in una lettera inviata al clero locale. Grandine grossa come palline da ping pong, il maltempo delle ultime ore non porta via la siccità, gli agricoltori lanciano un nuovo grido d'allarme, distrutti uliveti e vigneti. Ricordare Libero Grassi, l'amarezza del nipote dell'imprenditore ucciso dalla mafia 33 anni fa perché si rifiutava di pagare il pizzo. C'è un gap tra la città com'è e come si presenta. Paziente dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Avola, sul referto il medico lo definisce scassamaroni, l'ASP avvia un procedimento disciplinare. La Procura di Barcellona ha chiesto il processo per 6 indagati ritenuti responsabili del rogo divampato a Stromboli durante le riprese RAI della fiction sulla protezione civile. Calcio, dopo il primo successo in campionato sulla Cremonese, il Palermo guarda avanti e prepara la sfida interna contro il Cosenza. Il Catania ufficializza Guglielmotti e Lunetta. E come avete sentito dai titoli, verranno eseguite sabato dai medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo le prime 2 autopsie sulle vittime del naufragio del Bayesian, affondato il 19 agosto scorso a Porticello nel Palermitano. 7 le persone che hanno perso la vita, tra cui il magnate inglese Mike Lynch e la figlia 18enne. Agli esami parteciperanno i consulenti degli indagati che rispondono di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, ma che intanto hanno lasciato l'Italia. Manlio Viola. Verranno eseguite sabato dai medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo le prime 2 di 7 autopsie sulle vittime del naufragio del veliero Bayesian, colato a picco durante una tempesta il 19 agosto scorso davanti alle coste palermitane a Porticello. Agli esami parteciperanno i consulenti degli indagati che rispondono di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Si tratta del comandante della nave, dell'ufficiale di macchina e del marinaio di guardia in plancia la notte della tragedia. Ci sono volute quasi 2 settimane per la Procura dei Termini Imerese per decidere chi iscrivere nel registro degli indagati. Almeno adesso sappiamo che sono i 3 componenti dell'equipaggio su 9. Intanto ha lasciato la Sicilia il comandante James Catfield, il primo di questi indagati. Ad attenderlo per riportarlo in Spagna, dove vive con la moglie, c'era un jet privato. Catfield l'altro ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati, ma per andar via ha dovuto attendere che gli venisse rilasciato tramite l'ambasciata un nuovo passaporto, visto che il suo è andato perso nel naufragio. Anche gli altri membri dell'equipaggio lasceranno la Sicilia nelle prossime ore. Gli indagati hanno già nominato legali e consulenti che li rappresenteranno. Tante le domande senza risposta, ma per capire cosa è successo veramente occorrerà aspettare comunque non solo le autopsie, ma il recupero del relitto. I tempi si annunciano molto lunghi, la preoccupazione maggiore adesso deriva in questo momento dal serbatoio che, pur essendo rimasto intatto dopo il naufragio, contiene circa 18.000 litri di carburante. L'eventuale fuoriuscita rappresenterebbe un disastro per il mare di Porticello, dunque prima del recupero del veliero vero e proprio si dovrà procedere al suo svuotamento in sicurezza. Ed è stato disposto il sequestro dell'impianto della raffineria ISAB Sud di Priolo dopo la pioggia oleosa caduta su case, macchine e alberi alcuni giorni fa. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Sentiamo Emanuela Corsi. È stato sequestrato l'impianto topping della raffineria ISAB Sud di Priolo dopo la pioggia di idrocarburi che si è verificata lunedì mattina nell'area di Città Giardino, frazione di Melilli al confine con Siracusa. Il sequestro è stato disposto dalla Procura, diretta da Sabrina Gambino, che ha aperto un'inchiesta sulla pioggia oleosa che si è depositata su una vasta area sporcando auto, abitazioni ed alberi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno realizzato dei video a testimonianza di quanto denunciato. In
particolare su uno sfiaccolamento di uno stabilimento ricadente nell'area del petrolchimico di Priolo, come peraltro segnalato dal senatore del PD Antonio Nicita, autore di un'interrogazione parlamentare ai ministri Pichetto Fratin, Urso e Schillaci. Anche i sindacati vogliono vederci chiaro sulle manutenzioni effettuate pochi mesi fa all'impianto. Quello che noi ci chiediamo è come mai un impianto che viene dalla manutenzione abbia potuto manifestare un problema del genere. Abbiamo già chiesto un incontro all'azienda per vederci più chiaro, sicuramente. Per noi la sicurezza e l'ambiente è il primo punto che noi abbiamo, il primo punto di dialogo con le aziende. Per il sindacato è fondamentale tutelare il lavoro, ma anche la salute dei cittadini. Il lavoro è fondamentale, ma a patto che non si intacchi la salute dei lavoratori e dei cittadini. Nonostante il provvedimento cautelare disposto dalla Procura, però l'impianto continua ad essere funzionante. Tornerò a Catania nella seconda metà di settembre, aspetto l'ok dei medici. L'arcivescovo Luigi Renna, con una lettera indirizzata ai sacerdoti e ai diaconi, li informa sulle sue condizioni di salute. Rimane ricoverato e continua la riabilitazione. Adelaide Barbagallo. La gratitudine a Dio, la preghiera e il suo costante pensiero alla Chiesa di Catania. Sta meglio Monsignor Luigi Renna e dal Centro Cuore Morgagni, dove tuttora si trova ricoverato, ha scritto una lettera ai sacerdoti e ai diaconi per informarli sul suo stato di salute dopo l'infarto avuto l'11 agosto scorso e per indicare alcune piste di cammino. Ho iniziato la riabilitazione, scrive Renna, aspetto che siano i medici stessi a darmi il via libera per tornare a casa. Ma non andrà in arcivescovado, il primo periodo di convalescenza lo trascorrerà nella residenza Santissimo Salvatore di Via Grande, ex villaggio Madonna degli Ulivi, anche perché, spiega, è vicino al centro per la riabilitazione. Conto di tornare a Catania, se le condizioni lo permetteranno, nella seconda metà di settembre. Nella lettera l'arcivescovo ringrazia tutti per l'affetto e per la preghiera. Ho sentito un vero abbraccio di tutto il presbiterio e di tutta la diocesi, e affetto che ricambio con la preghiera e con il desiderio di riprendere a servire questa nostra Chiesa con amore, ma certamente facendo tesoro del segnale che il cuore mi ha dato e quindi usando maggiore prudenza sia nella cura della salute sia nell'accumulare un numero eccessivo di impegni. Questa esperienza di fragilità della salute, scrive l'arcivescovo, si traduce in gratitudine al Signore che mi ha beneficato e in un'attenzione più spiccata per le situazioni di malattia che purtroppo anche nel nostro presbiterio ci sono e vanno sostenute con la preghiera e con l'amicizia. Salute permettendo, l'arcivescovo dovrebbe incontrare i sacerdoti della diocesi il prossimo 13 settembre in seminario e in seguito potrebbe partecipare al convegno ecclesiale diocesano confermato per le date del 18 e 19 settembre al Santuario di Monpileri. Nella lettera, infine, l'arcivescovo invita tutti i fedeli a pregare il beato Giuseppe Benedetto Dusmet, che quest'anno verrà ricordato in cattedrale il prossimo 25 settembre, a 130 anni dalla sua morte. E adesso parliamo del maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia, su alcune zone della Sicilia nelle ultime ore, ma che non ha portato via la siccità. Gli agricoltori lanciano un altro grido di allarme: la grandine caduta copiosa e grossa come palline da ping pong ha distrutto uliveti e vigneti. Francesco Aloi. Parabrezza delle auto distrutti sulla Palermo-Sciacca, uliveti e vigneti seriamente compromessi. Nella Valle del Belice, tra Salaparuta, Poggioreale e Gibellina, il danno potrebbe superare il 1,5 milioni di euro. Sono gli effetti del maltempo, soprattutto della grandine, grande come palline da ping pong. Se pensate che la pioggia delle ultime ore possa aver cancellato la siccità, vi sbagliate. Sui social e sui media abbiamo visto che l'agricoltura sta gioendo, hanno scritto degli articoli: è finita la siccità, è finita la siccità. Non è così, è caduta così tanta acqua in così poco tempo che neanche il terreno l'ha potuto assorbire. Questa grandine ha creato dei problemi all'uva, perché prossimamente, il prossimo mese, c'è la raccolta dell'uva e tutte le olive che già erano mature sono state devastate. Per decretare la fine della siccità servirebbero giorni e giorni di pioggia. Quando saranno caduti, sarà piovuto per 20 giorni, quando gli animali avranno l'erba nel pascolo, ma tutto questo dopo che ha piovuto così tanto per nascere l'erba passeranno almeno 50-60 giorni. Ma il comparto guarda al G7 Agricoltura, che si riunirà a Siracusa a settembre. Gli aiuti arrivati finora sono pochi, serve qualcosa di più concreto, dicono. La politica ha abbandonato completamente l'agricoltura, ha dato degli aiuti. Questi pochissimi aiuti non possono bastare per il danno causato dei 20 mesi di siccità.
E la Giunta regionale ha dato il via libera alla proposta di declaratoria di calamità naturale che consente di intervenire in favore delle aziende che hanno subito danni soprattutto per le colture di cereali, legumi e foraggio. Sono 15 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Agricoltura e altri 10 milioni di euro previsti dalla manovra finanziaria approvata dall'ARS. Infine altri 15 milioni di euro saranno erogati con un bando del commissario delegato per l'emergenza idrica per l'agricoltura pubblicato oggi per un totale di 40 milioni di euro. E adesso andiamo a Palermo, dove è stato ricordato Libero Grassi, ma non sono mancate le polemiche e l'amarezza del nipote dell'imprenditore ucciso dalla mafia 33 anni fa perché si rifiutava di pagare il pizzo. C'è un gap tra la città com'è, ha detto il nipote di Libero Grassi, e come si presenta. Marco Gullà. È stato il primo a dire no al pagamento del racket, del pizzo, in un periodo in cui la mafia uccideva senza pietà. E per questo Libero Grassi fu assassinato alle 7:30 di 33 anni fa, mentre come tutte le mattine si recava al lavoro nella sua azienda tessile. Nel manifesto affisso ogni anno dei figli si legge: il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato. Oggi il ricordo. Significa che conto i buoni di questa città che vengono e continuano a venire, vedo tanti amici in questa occasione e mi fa piacere. È chiaro che per me ogni giorno il dolore e il ricordo di questa vicenda. Ma non mancano le polemiche e alla domanda se Palermo ricorda Libero Grassi, questa è la risposta del nipote dell'imprenditore ucciso da Cosa Nostra. Persone che sono qui sicuramente, il resto della città difficile a dirlo. Io penso che ci sia sempre un grosso gap tra l'immagine che la città vuole dare di sé e come sia la città realmente. Questo non vale solo per Palermo, vale per tutte le questioni in tutto il mondo. Penso che sia responsabilità di chi conserva questa memoria avvicinarsi anche al resto della società. Nel frattempo l'assessore comunale Maurizio Carta ha annunciato che il prossimo anno il parco Libero Grassi, abbandonato e nel degrado, sarà aperto e da settembre inizieranno i lavori. La strana scoperta di un paziente sulla lettera di dimissioni dell'ospedale. I medici del pronto soccorso, quelli di Avola in particolar modo nel siracusano, lo hanno definito Scassamaroni. Nero su bianco, Francesco Aloi. Andare al pronto soccorso e scoprire di essere uno Scassamaroni è quanto è accaduto ad un 33enne di Avola. Da tempo soffre di mal di stomaco e più volte ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del Di Maria. Ed è qui che gli è stato attribuito questo epiteto scoperto al suo rientro a casa. Tutto è successo martedì. Noi abbiamo rintracciato il ragazzo, che al momento preferisce non farsi intervistare. Nella telefonata, però, non ci ha nascosto la sua amarezza nel leggere Scassamaroni, ma ci ha anche detto che altre volte lo avrebbero definito con epiteti simili. Nel pronto soccorso, dove qualche giorno fa è stato mandato a casa un paziente poi morto, avrebbe avuto un infarto in corso, al giovane avrebbero fatto una puntura al gluteo, senza fargli togliere lo slip. Insomma, forse è il caso che al Di Maria arrivino gli ispettori, si commenta nella cittadina a pochi chilometri da Siracusa. Intanto il giovane non ci nasconde che è intenzionato a sporgere formale denuncia, quindi anche al di fuori dei social. E il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ha richiesto l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente medico responsabile di quanto accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Avola. Il costante lavoro quotidiano volto ad accrescere la credibilità del nostro sistema sanitario regionale e a migliorare il rapporto di fiducia tra le istituzioni sanitarie e i cittadini, ha detto il direttore generale, viene purtroppo compromesso da singoli comportamenti non consoni al ruolo e all'etica professionale. Esprimo le più profonde scuse dell'azienda al paziente. E torniamo a occuparci di quello che ormai è stato riscritto come lo sciopero dei fedeli. Ha scritto al Papa e continua a chiedere le dimissioni del vescovo di Piazza Armerina, il giovane che ha subito gli abusi di un sacerdote già condannato dalla magistratura. Don Rugolo, sentiamo il punto da Adelaide Barbagallo.
Caro Papa Francesco, in questi anni ho sperimentato l'isolamento, il tentativo di essere comprato e addirittura zittito. Comincia così la lettera che Antonio Messina ha inviato al pontefice, al quale si è rivolto dopo la condanna a 4 anni e mezzo di Don Rugolo per violenza sessuale aggravata su minori. A portare in tribunale il sacerdote ennese della diocesi di Piazza Armerina è stato proprio Antonio, la sua vittima. Un caso, il suo, che ha visto anche la mobilitazione dei fedeli che hanno inscenato lo sciopero della messa. Ho scritto, afferma Messina, con animo filiale al Papa. Il giovane archeologo punta il dito su silenzi e tentativi di insabbiare il caso. È tempo, afferma, che la diocesi ammetta le proprie responsabilità e che il vescovo Rosario Gisana si dimetta. Mi auguro che il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, se ha a cuore la comunità diocesana, liberi la diocesi dalla sua presenza. Intanto ad Enna si pensa a nuove forme di protesta. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di Stromboli, ma anche di donne in jazz a Giardini Naxos. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese ha chiesto il processo per 6 indagati ritenuti responsabili del devastante incendio a Stromboli durante le riprese RAI della fiction sulla protezione civile. Francesco Triolo. La messa in onda è stata programmata con la nuova stagione televisiva, non senza polemiche, ma sulla fiction, sempre al tuo fianco, sulla protezione civile, girata a Stromboli e che causò un devastante incendio sull'isola, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera, ha chiesto adesso il rinvio a giudizio per 6 indagati accusati di disastro ambientale colposo in concorso. Il vasto incendio che si propagò dal set innescato durante le riprese del maggio di 2 anni fa distrusse 240 ettari di macchia mediterranea. Si tratta di 4 persone fisiche e 2 società con personalità giuridica per le responsabilità amministrative. Gli indagati sono Matteo Levi, Roberto Ricci, Elio Terribili e Luca Palmentieri, tutti professionisti nel settore degli effetti speciali e della produzione cinematografica. Le società coinvolte sono la 11 Marzo Films e la Best SFX, entrambe con sede a Roma. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Verzera e dai sostituti Carlo Brai e Luca Gorgone, sono state complesse e si sono avvalse di contributi tecnici e consulenze specialistiche per ricostruire la vicenda. I carabinieri di Milazzo e di Stromboli hanno svolto un lavoro meticoloso, effettuando numerosi sopralluoghi e raccogliendo testimonianze e documenti. Il disastro ambientale che ne è seguito ha suscitato un'ondata di polemiche e indignazione tra gli abitanti dell'isola delle Eolie. La devastazione causata da Rogari ha avuto ripercussioni anche sul turismo, una delle principali fonti di reddito per Stromboli, con notevoli danni economici. Nel tentativo di ricucire i rapporti con la comunità locale, la RAI aveva proposto di lanciare la fiction come un evento anteprima che coinvolgesse l'intera comunità, ma gli isolani si sono opposti chiedendo un risarcimento per i danni subiti. E la Scala dei Turchi, uno dei siti più visitati dai turisti vicino a Porto Empedocle nell'Agrigentino, continua a essere invasa da gente che non rispetta la fragilità della scogliera, costituita da marna, una rara sedimentazione di argilla di grande bellezza. Divieti e raccomandazioni vengono regolarmente ignorati dopo che è stata vandalizzata anche la recinzione. L'ingresso dovrebbe prevedere l'accesso a gruppi non superiori alle 20 persone per volta, ma in tanti denunciano che la gente continua a passare indisturbata a frotte. E a Giardini Naxos invece va in scena la prima edizione di Donne in Jazz. Applausi per la pianista Rita Marcotulli, che si è esibita con Ares Tavolazzi e Israel Varela. Emanuela Corsi. Una serata stellata in riva al mare in compagnia delle grandi star della musica jazz. Pubblico entusiasta al Teatro dell'Aniche di Giardini Naxos per la straordinaria performance della pianista Rita Marcotulli insieme ad Ares Tavolazzi e Israel Varela, protagonisti della prima edizione di Donne in Jazz. Una rassegna organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina della regione siciliana in collaborazione con il comune di Giardini Naxos e l'associazione culturale Taormina Jazz, che ne cura la direzione artistica. Fra i brani in scaletta anche l'omaggio all'indimenticato Pino Daniele, col quale Rita Marcotulli si è spesso esibita con una rielaborazione della celebre Napulè.
delicatamente rivisitata in chiave jazz e colorata da tonalità minori. La prima edizione di Donne in Jazz al Parco di Naxos chiude il sipario sabato 31 agosto con la voce dell'artista napoletana Maria Pia De Vito. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio, in particolare di calciomercato. Ultima parte del nostro telegiornale dedicata al calcio. Dopo il primo successo in campionato sulla Cremonese, il Palermo guarda avanti e prepara la sfida interna contro il Cosenza. Sul mercato sfuma Allende, in arrivo c'è un centravanti francese del Brest, Le Duaron, Marco Goulart. La vittoria sulla Cremonese ha regalato uno sprint di entusiasmo e fiducia. Il gioco ancora non convince, ma il Palermo ha giorni e tempo per lavorare e soprattutto crescere. All'orizzonte c'è la sfida di domenica al Barbera contro il Cosenza, l'esordio casalingo che può permettere alla formazione di Dionisi di incamerare altri punti per risalire in classifica. Intanto domani chiuderà il calciomercato e il Palermo ha fretta di ingaggiare un attaccante. Affare saltato con il Celta Vigo per Allende. I due club non si sono messi d'accordo sulla formula del contratto e allora il DS De Santis ha immediatamente virato su Jeremy Le Duaron del Brest, classe 98, attaccante duttile. Lascerebbe il club francese dopo 4 anni dal suo arrivo, dopo aver realizzato 22 reti e 10 assist in 136 incontri. La trattativa sembra ben avviata col calciatore che presto dovrebbe svolgere le visite di rito. E ultime ore di calciomercato anche per il Catania, che dopo Raimo, Jimenez e Montalto perfeziona l'ingaggio dell'esterno Guglielmotti. Salutano Buà, Curado e Cianci. Acque agitate invece a Messina, dove i tifosi continuano a protestare contro il patron sciotto. Tonino De Mana. -1 al gong e le siciliane di Serie C accelerano per completare gli organici. Si muove il Catania che dopo aver superato l'impasse finanziario si getta a capofitto per ufficializzare trattative già in piedi da tempo. È fitta l'agenda del DS Faggiano che lavora ininterrottamente per consegnare al tecnico toscano un organico completo ed affidabile per dare l'assalto alla Serie B. Dopo un mese senza movimenti in entrata, la società rossazzurra ha perfezionato il tesseramento dei 5 elementi già bloccati. Dopo Raimo, Jimenez e Montalto, tempo di firme e ufficialità per il laterale Davide Guglielmotti, per lui un contratto triennale. Novarese, 30 anni, il nuovo acquisto rossazzurro ha totalizzato 23 presenze in Serie B con il Lecco nella scorsa stagione. Sempre dal Lecco arriva Gabriel Lunetta. In contemporanea non si ferma il lavoro in uscita, il DS Faggiano lavora per sfoltire l'organico e naturalmente per ridurre il monte ingaggi. Oltre a Bois, il Catania ha ceduto all'Ascoli il difensore Curado, mentre l'attaccante Cianci, 7 gol in 21 presenze, ha accettato il trasferimento alla Ternana. E siamo al Messina che non trova pace neanche dopo il buon pareggio con il Potenza. Non si placa la protesta dei tifosi, destinatario neanche a dirlo il patrono sciotto, che nel frattempo ha nominato il nuovo direttore generale. Si tratta di Giuseppe Trimarchi, editore di una testata giornalistica online. Sul fronte mercato probabile l'arrivo di un esterno d'attacco funzionale al 4-3-3 di Modica. Tempo di partenza in casa a Trapani, dove è finita l'esperienza ingranata del tedesco Kragel. Valigie pronte anche per il brasiliano Sartore e l'albanese Balla. E un'ultima ora che riguarda sempre il Catania Calcio, attesa a breve l'ufficialità dell'acquisto di Roberto Inglese. L'ex attaccante del Parma ha incontrato a Milano i dirigenti della società rossazzurra e raggiunto l'accordo. Era questa l'ultima notizia, si conclude qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.